Durante una serie di controlli anti-bracconaggio in laguna e nel delta del Po, tra le province di Venezia, Padova e Rovigo, i carabinieri forestali hanno sorpreso e denunciato 7 cacciatori. Sequestrato 8 fucili, 66 munizioni spezzate, 4 richiami elettronici vietati, 4 altoparlanti, 8 anatre, 2 tortore da collare, un piccione domestico e un esemplare di moretta codona impagliato, nonché 2 torce elettriche. 4 dei cacciatori, provenienti da Campagna Lupi, Amira e Campolongo, sono stati sorpresi mentre cacciavano illegalmente in un capanno nella laguna in provincia di Padova, utilizzando dei richiami elettronici vietati, attirando tra l'altro anche specie protette come le oche selvatiche. Durante le perquisizioni domiciliari in un'abitazione di Campagna Lupia, i carabinieri hanno anche trovato e sequestrato un esemplare impagliato particolarmente protetto di moretta codona, oltre alle tortore e al piccione abbattuti e congelati, specie non cacciabili. Il proprietario rischia una pena che prevede l'arresto fino a 8 mesi. Gli altri 3 cacciatori, invece, al momento dei controlli, si trovavano in un capanno del Rodigino a Porto Tolle. Questi, oltre a impiegare richiami elettronici vietati, stavano utilizzando armi modificate in modo da contenere più di 3 colpi e la legge lo vieta.